eccola qua, Lucia, la dottoressa Lucia Manca de Motas, eccola qua. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Allora, adesso prendiamo qualche minuto così la gente si connette, gli diamo il tempo di arrivare al computer, di accendere. Io approfitto quindi per dire grazie, ti ringrazio tantissimo per essere qui con me, per organizzare questa live. Posso dire che ci abbiamo impiegato dei mesi, però alla fine siamo qui su un argomento che è davvero molto molto particolare, molto interessante, che ho sentito molte volte da te di persona, però questa volta ne parliamo con tutti quanti in pubblico sui tuoi studi. Allora, diamo ancora qualche minuto che la gente si collega. Vedo che qua io auguro buongiorno a tutti quanti. Allora, io direi, se sei d'accordo, di iniziare. Allora, io qua con te ho un file, quindi andrò a seguire il file, non andrò molto a braccio, ma andrò questa volta a leggermi i file e le domande, perché l'argomento è un po' spinoso in realtà. Allora, professoressa Manca, buongiorno e benvenuta a Sardegna Turistica, qui da noi, per parlare sui monumenti antichi della civiltà nuragica, in particolare sui proto-nuraghi della Sardegna, cioè di quei nuraghi di cui si parla tanto, perché si è affascinati dai nuraghi classici, quelli a Tolos, quelli con la copertura a cupola, come ad esempio il Sant'Antino di Torralba, il Nuraxi di Balumini o il Losa. Affrontando questo argomento, ci vuole spiegare come sono questi nuraghi, perché andiamo a parlare di nuraghi, proto-nuraghi, cioè di proto-nuraghi. C'è una bella differenza tra nuraghe e proto-nuraghe, ma la questione, diciamo che lo so, è molto complicata anche solo la parola, proto-nuraghe, nuraghe corridoio. Iniziamo dall'inizio. Perché lei li definisce proto-nuraghi? Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro culturale che avremmo voluto in presenza, ma ci accontentiamo di vederci e sentirci a distanza, viste le situazioni di salute per il virus che con prepotenza ha invaso il mondo, togliendoci tanto. Ma vista la moderna tecnologia, io ringrazio tutti per il tempo che vorranno dedicare per ascoltarmi e soprattutto te Gian Mario, che con le tue capacità professionali riesci a collegarmi vicino e lontano, con amici archeologi e non solo, perché appassionati della cultura della Sardegna e della civiltà nuragica ce ne sono tanti. Alla tua domanda che cosa sono i proto-nuraghi, vorrei dare molta attenzione dopo qualche domanda che tu mi farai come preambolo, perché per arrivare a capire che cosa sono i proto-nuraghi e che cosa sono stati per me, ci vuole una preparazione di anni. E questo io ho fatto nel mio percorso culturale prima del 1971, quando il professor Liliu mi affidò la tesi di laurea sul titolo Parallelismi e rapporti tra i monumenti megalitici dell'Europa occidentale, del Mediterraneo e i nuraghi a corridoio della Sardegna. Lui era affascinato da questo grande problema che non riusciva a risolvere, perché i protonuraghi sono stati definiti finalmente nel 1984 dai Manca de Motas. Io, Lucia Manca, mio marito Sebastiano de Motas, archeologo, e quindi abbiamo dato una definizione, direi, completa a quella grande confusione che si verificava nella letteratura quando venivano indicati come nuraghi a corridoi, esempio Contu li chiamava corridoi, oppure falsi nuraghi, finti nuraghi, nuraghi a galleria, a nascondiglio, insomma un'infinità di termini che disorientavano chi li vedeva. Quindi vorrei parlare del mio percorso culturale, perciò se mi fai una domanda diretta su che cosa vuoi sapere di me,
e di mio marito, chiedimi. Allora, io ti chiedo in che modo è riuscita a capire perché si differenziano da quelli a Tolos? Sì, allora, diciamo che la mia tesi di laurea, di cui ti ho già detto il titolo, in lettere classiche, eh, mi ha portato ad attraversare il mare Mediterraneo per andare nel sud della Francia, a Montpellier, nell'Hérault, e conoscere il grande preistorico francese, il dottor Jean Arnal, che era medico di medicina e medico di preistoria. E fu il professor Liliu che mi indirizzò a lui per la ricerca della mia tesi di laurea. Quindi da allora, ma anche dopo, quindi dal 71 e poi dopo nel 78-79, insieme a mio marito, le giornate, oltre che trascorrersi in famiglia, si svolgevano tra campagne di scavo, biblioteche, musei, territorio francese, territorio torreano in Corsica e territorio in Spagna e particolarmente nelle isole Baleari, per visitare i siti e i monumenti, tanto che dobbiamo sempre ringraziare il nostro caro amico archeologo, allora direttore del museo di Mahon, dottor Luis Plantalamor Massanette, che ci ospitò nella sua casa per tanto tempo, aiutandoci negli studi. Poi dal 1984 i nostri campi di indagine si sono ampliati e questo mi aiutò moltissimo nella comprensione del grande fenomeno megalitico del Mediterraneo. Quindi incontrammo i grandi preistorici del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Parigi, con Henri Didet, del gruppo di ricerca archeologica dell'Ardèche con René Gilles, che ci invitò al grande scavo del giacimento del Paleolitico Medio, una grotta meravigliosa, del Centro di Antropologia Ritrosa, del Languedoc con Arnal ed Henri Prade, del Principato di Monaco e poi delle equipe della Soprintendenza Archeologica di Cagliari, con la direzione del dottor Santoni, che era presente e coordinatrice dei lavori nel sito del Neolitico di Cucurizarrius di Carras, dove Sebastiano de Motas curò la parte grafica e di rilievo come tecnico rilevatore. Nel percorso poi sono stata nominata curatore del Museo di Paoli Lattino nel 1985 e per 8 anni ho mandato avanti le attività con convegni internazionali senza chiedere finanziamenti pubblici. Ma perché? Perché avevo il grande sostegno e la vicinanza culturale di colleghi quali Giuseppe Attanda, Gianni Tore e tanti altri, e amici. En passant, io cito anche mio marito Sebastiano De Mutas per l'allestimento etnografico e logistico del museo. Ho ritenuto opportuno introdurre questi brevi passi, perché sono brevi sul mio percorso, che è stato affrontato sì con passione, ma con grandi sacrifici e fatica, a nostre spese, sostenuti però sempre con tenacia e vigore culturale. Una mia riflessione mi porta a dire che il tempo non ha scalfito i protonuraghi e non ha e la loro storia non hanno scalfito, anche per me, mio marito e mio figlio Ivan, musicologo, le nostre amicizie archeologiche. E questa mi pare l'occasione giusta per ricordare sempre quindi Luis Plantalamor, Rossillon Bordoi, che abbiamo conosciuto personalmente, lo studioso Cristobal Vení, Tomeo Salvat Simonet, Rita Larocea e tanti altri nelle isole Baleari. Gli elementi che definiscono, noi lo sappiamo, che l'elemento che definisce la Sardegna o la Corsica e le Baleari sono i nuraghi, le torri, il talaiotto, monumenti ad uso civile, che confronterò più avanti
con i monumenti dell'Europa atlantica, i lunghi tumuli chiamati longobardo, ma sono monumenti ad uso funerario. Arrivato a questo punto ci chiediamo, o vi chiederete, quali sono le connessioni spazio-temporali per queste testimonianze monumentali e le comunità che li hanno prodotte? Noi constatiamo certamente che le costruzioni megalitiche hanno richiesto un notevole impegno collettivo in modo da segnare il paesaggio con quelli che potremmo definire veri e propri messaggi di pietra. Sono siti parlanti che presentano in modo evidente la sfera ideologica delle generazioni che li hanno costruiti. La stessa civiltà nuragica, ecco perché il titolo della mia intervista, ha avuto un processo evolutivo lento ma costante, dove il filo conduttore era impregnato di simbologie, di tradizioni antiche e arcaiche, di autoaffermazione della propria identità, capaci di creare un'idea di società unita, ma diversificata. Quindi io direi simbolo nel simbolo del nuraghe. Simile a certi aspetti è la civiltà torreana con le torri e la civiltà talaiotica con il talaiotto. Risalendo agli inizi della disciplina archeologica, generazioni su generazioni hanno dato inizio al difficile tentativo di dare una risposta scientifica ai punti interrogativi sul grandioso fenomeno del megalitismo, uno dei temi più affascinanti, io direi velati di mistero, della ricerca pre-protostorica. Così con il termine megalitico si indicano tutti i monumenti in pietra. E qui c'è confusione, perché oggi non è più così. Infatti, gli studi in Banca dei Motas oppongono al termine megalitico il termine ciclopico, con l'uso di grandi blocchi. E questo suggerimento, questa chiarificazione, noi l'abbiamo avuta direttamente con i grandi colloqui e permanenza nell'abitazione del dottor Jean Arnal a Montpellier, dimostrando che i templi di Malta, che risalgono al IV millennio a.C., che rappresentano l'apogeo del fenomeno megalitico, ma anche quello finale. Questo perché è importante dirlo? È importante perché loro hanno capito, i costruttori hanno capito che avendo la necessità di sovrapporre lastre per edificare monumenti più imponenti, sovrapponendo le lastre, loro si sono accorti, quindi ebbero la consapevolezza di strutture destinate a cedimenti e crollo. E per questo si passa all'uso del ciclopico. Pertanto i nuraghi, i protonuraghi, le torri e il talaiotto sono monumenti ciclopici e non megalitici, perché riserviamo, come è stato sempre e molto documentato da Rosillon Bordeaux, da Mascarò Passarioso e da altri studiosi delle isole Baleari, che il megalitico è dato dalle lastre. Del resto lo vediamo nelle tombe di giganti e negli altri monumenti della preistoria. Ma dobbiamo puntare l'attenzione, se vogliamo andare avanti nei nostri studi, a ciò che ci hanno lasciato i testi antichi, perché l'ampia bibliografia a disposizione, se da un lato ci dimostra il grande interesse che hanno manifestato i tanti visitatori dei monumenti preistorici delle isole già dal XVI secolo ad oggi, nel terzo millennio, dall'altro ci rivela il tentativo di comporre gli studi, quindi sistematizzarli secondo tipologie. Fino allora non riuscirono mai a dare delle tipologie, ma riportando anche testi antichi, classici, viaggiavano sulle fantasie, quando poi invece con la paleontologia si arriva
all'archeologia vera e propria, alla disciplina archeologica, affrontando i problemi strutturali architettonici dei monumenti che noi vediamo qui. Se nella etimologia delle parola nuraghe, noi lo sappiamo che la radice nur vuol dire mucchio cavo, ma una implicita definizione la troviamo anche quando i nuraghi vengono descritti, e qui ho la citazione dello storico De Vico del 1639, che li descriveva come cúmulos o montañas de piedra. Però analogamente nel termine talaiotto, perché la talaia significa luogo di vedetta, con la funzione di controllo del territorio, sono chiamati dal i Ramis del 1818 ammontonamientos de piedra, mucchio di pietra. Ora è chiaro che noi, procedendo a ritroso nel tempo, dobbiamo arrivare all'analisi dei nuraghi come erano visti. Gli studiosi come Antonio Taramelli, ad esempio nel 1916, dice: ci sono tipi nuovi che si allontanano da quelli tradizionali, intendendo con questi nuraghi con copertura a cupola, quindi distinguendoli da quelli con la cupola a polos. Anche Cesare De Sì nel 1922 li chiama falsi o pseudo-nuraghi, ma sarà il professor Lelio, Giovanni Lelio, che nel 1955 definisce i nuraghi a galleria e nascondiglio, mentre il professor Conto nel 1959 li chiama nuraghi a corridoi. Ecco perché da questa grande confusione l'occasione di presentare uno studio dettagliato sia morfologicamente che strutturalmente sulla diffusione nella provincia di Oristano di un lavoro importante è nel 1994 che i Manca de Mutas presentano nel convegno internazionale a Deia, Palma, quindi Maiorca, isola di Maiorca, nelle isole Baleari, che definiscono proto-nuraghi questi tipi particolari di nuraghi, tentando quindi di eliminare dalla letteratura archeologica la grande confusione nel definire questo edificio nuragico, perché quasi si volevano indicare delle varianti funzionali e a giustificare l'uso per cui veniva costruito questo monumento, la cui ossatura invece, l'elemento principale, è dato dal corridoio con elementi aggiunti a tangenza. Termine che sarà completato nei nostri colloqui con Jean Arnal quando lui definisce gli ambienti o celle a croce di Lorena, con uno o due bracci trasversali, riportando questa grande analogia ai monumenti dell'Europa atlantica, dove i longobardo presentano piante con ambienti, quindi con le celle depositarie dei defunti, a 2, 3, 4 braccia. Ma abbiamo anche dei nuraghi che hanno 2, 3 bracci. Allora, inserito quindi nell'aspetto fisico umano della Sardegna, questo nuraglio a corridoio è stato sempre considerato in maniera molto modesta a caratterizzare la civiltà nuragica, tanto che poco se ne è parlato o male, perché molte volte capita che nelle citazioni faraoniche di certi studiosi si dimenticano quelli più importanti, cioè non dico sì degli studiosi, ma degli avanzamenti della ricerca. Quindi la civiltà nuragica viene presentata soprattutto dal nuraghe classico a forma di torre troncoconica, e i turisti quando vanno a vedere il Loso, il Sant'Antini o Barumini rimangono affascinati, perché è giusto che sia così, ma capiscono che ci sono anche altri monumenti, perché li trovano nel territorio, nuraghi che sono mezzo distrutti, e loro pensano che sia un'evoluzione lenta e pira di un nuraghe. Forse è quel nuraghe arcaico, che tutti chiamano arcaico,
Poi torneremo anche su questo termine. Però devo dire che il termine nostro definito proto-nuraghi ha già un'anteprima, perché una fugace citazione del termine proto-nuraghe è in Giovanni Liliu e Schubert del 1968. Ma è solo una citazione, perché lui non dà nessuna spiegazione, né prima né allora né mai dopo. È per questo che lui mi diede quel tipo di tesi, perché con i nostri colloqui, con Annale, con i grandi studiosi francesi, già il termine proto-nuraghe saltava fuori. I manca di Murtas giustificano il termine, perché permette di analizzare i diversi momenti di sviluppo in una struttura ciclopica caratterizzata dall'uso di grossi blocchi, ciascuno dei quali costituisce una parte organica in un ambiente la cui ricerca di spazio si soddisfa arricchendo il corridoio o la camera principale di una o più celle o spazi, disposte variamente ma realizzate con il gusto rettilineo e piadevollato, cioè con le lastre orizzontali, che, come detto più volte il professor Liliu, ricorda il gusto dolmenico del Mediterraneo. Del resto, infatti, era l'elemento costitutivo del dolme o tomba struttura megalitica. Ma io mi chiedo, probabilmente il concetto di costruzione a scatola, come è in un primo momento quello del murario, quello delle domici, quello delle tombe, dei monumenti atlantici, è potuto sorgere anche in contemporanea come idea in tutte le popolazioni. Quindi non ci dobbiamo meravigliare, ma ciò che distingue la Sardegna e la civiltà nuragica è l'idea che i costruttori hanno applicato per definire un monumento, perché il proto-nurale diventa tale soltanto quando è provvisto di un corridoio, quindi di spazi laterali, di scala e di piattaforma per il piano superiore. Chiaramente abbiamo tanti di quei accorgimenti tecnici che purtroppo per dei limiti di spazio e di tempo non posso elencare, ma ci riserveremo in altra occasione, e si vede la capacità edilizia dei nostri costruttori, che badate, facevano prima il progetto prima di costruire il murario, perché le maestranze allora erano preparate tutte allo stesso modo, nella tecnica dell'edilizia a secco, solo che ognuno aveva il proprio ruolo. Ecco perché i murari sono unici, in quanto poi lo vedremo nel talaiotto, questa grande, come si dice, esperienza e questa grande idea di costruire monumenti ad uso civile, nelle Baleari si ferma, in Corsica ancora di più, perché abbiamo soltanto l'accenno in una torre. Comunque, abbiamo noi con il termine proto-nuraghe uno specifico valore. Quindi si presenta come il primo tipo rispetto ad un secondo momento evolutivo, rappresentato da Nuragia Torres. Infatti, se noi guardiamo un esempio come il Brunco-Madui, dalla forma esterna se ne differenzia. O il Frieroso, mettiamo il Frieroso prima, mettiamo il Frieroso di Mogorella. Ecco, la struttura muraria appare discontinua e trascurata, con filari di grossi blocchi irregolari tenuti saldi dal sistema all'incastro. Considerando che la massa muraria si espande con una diversa proporzione rispetto alla larghezza, ne deriva una forma tozza e massiccia, dall'aspetto di tunnel. Ecco perché il professor Liliu, quando mi diede l'incarico di ricominciare la ricerca proprio dal proto-nuraio Frieroso di Mogorella, affascinato dal mistero che avvince ancora questo monumento, che inizialmente lui vedeva in questa maniera,
spoglio, ma questi ambienti a successione longitudinale. Viene poi ampliata la conoscenza con il rilievo di Sebastiano de Murtas, e i nostri studi riescono a capire che internamente si articola in uno o più corridoi piattabarrati, con vani composti a transetto. Naturalmente differenziano nettamente dall'unica camera con o senza celle nel nurago atomico, e noi lo sappiamo. Quindi questi concetti verranno poi riproposti, quindi non solo a Deia, sono stati presentati a Deia, ma vengono riproposti nello stesso anno a Madrid con una pubblicazione di Trabajos de Prehistoria, edito a Madrid con l'Istituto di Preistoria. L'indagine sul territorio, che ha rivelato le particolarità ambientali e l'analisi strutturale, sono state poi riportate in immagini fotografiche, piante, grafici spiegativi relativi alla provincia di Oristano. Inoltre, sempre nel Fieroso, l'associazione di un materiale ceramico ci ha permesso di proporre un inizio costruttivo in un momento cronologico che dal bronzo antico giunge al bronzo medio, confermando quindi un possibile processo culturale antecedente all'utilizzo della torre. Ora tu mi dirai, Gianmario, è probabile che chi mi sta ascoltando si chieda: come si è giunti a definire questo? A definire questo? Ebbene, ritorniamo un attimo indietro nella carta di distribuzione. Nella carta di distribuzione, personalmente, i Manca de Murtas hanno analizzato, ormai siamo arrivati al 2000 protonurari, ma allora aveva il centro occidentale e abbiamo individuato tante varietà di planimetrie, tanto poi da poter stilare una tipologia che poi vedremo. Quindi per arrivare al Bruncomadowe, ma attraverso il Fieroso, il Bruncomadowe ci ha ricordato l'anteriorità già dal 1980, quando il professor Liliu fa risalire questa tipologia di nuraghi alla fase prima dell'età del bronzo, quindi 1800-1500 a.C., con analisi al C14. Ora questi dati sono confermati da dati significativi di rinvenimenti di ossidiana in alcune analisi effettuate da noi personalmente il 19/10 del 1986 dal dottor Joseph Michel dell'Università di Pennsylvania, che riportano al 1904 per il protonuraghe con corridoio passante Sustos di Paoli Latino e 1268 a.C. per il protonuraghe con camera naviforme del Fieroso di Borovella. Ecco perché abbiamo queste informazioni. Questa informazione oltretutto è pubblicata nel nostro lavoro Manca de Murtas di un tipo architettonico mediterraneo Rafael Roggi, Mercadal Milorca, in atti del secondo convegno di studi Un millennio di relazioni tra la Sardegna e il paese del Mediterraneo. Andiamo avanti. Dal momento che in questa conversazione è la prima volta che si parla del protonuraghe Fieroso, unico al momento nel suo genere tra i 12.000 nuraghi ufficiali, mi è gradito ricordare e ringraziare sempre chi dei miei maestri ci ha sostenuto e incoraggiato nella ricerca. Il professor Giovanni Liliu, come già detto, mi diede l'incarico di riprendere lo studio del Fieroso.
è il dottor Antonio Ulsega, indirizzatomi dal professor Liliu per le analisi petrografiche di campioni della zona di Movorella. Il dottor Salvatore Sevis per la collaborazione offerta nello studio dei materiali ceramici. Arrivata a questo punto, se qualcuno vuole chiedere perché il termine proto-nuraghe può essere, diciamo, condiviso o accettabile, visto che ancora molti parlano solo di nuraghi arcaici. Gianmario, mi vuoi chiedere qualcosa? Di spiegazione? Ah, ok. Ok, perfetto, adesso si sente. Allora, ti do il tempo di bere un bicchiere d'acqua così ti riposi un attimo. Io guardo qua. Allora, innanzitutto ti dico che ti hanno salutato in tanti, sono qui che ci salutano, tanti archeologi, tante persone che poi tu anche conosci, che in particolar modo Emina e Angela che tu conosci benissimo, quindi ti farà piacere che sono qui che ti stanno ascoltando più tanti Grazie. altri archeologi che magari non conosci personalmente, perché però so che sono archeologi, perché li conosco io, quindi c'hai una bella platea di persone che ti stanno qui ad Mi fa piacere. ascoltare. Grazie. Domande particolari fino adesso non ce ne sono, un po' la gente commenta, un po' loro commentano un po' quello che dici, però mi pare che domande proprio particolari non ce n'ho e quindi te ne faccio una io che forse è quella che penso che tutti in questo momento si stanno facendo, almeno magari anche gli appassionati. Il protonuraghe è un termine che indica che cosa? Va bene, va bene. Riconosco che è un termine poco usato, ma non dimenticato, perché molti, e sono molti gli studiosi, archeologi, architetti, ingegneri, tra i quali ingegneri approfitto per ringraziare sempre l'ingegnere Ermanno Scalas, l'ingegner Carlo Cavoni, perché ci hanno sostenuto nelle nostre idee e ipotesi di studio matematico che loro hanno avvalorato nell'architettura. E poi io rispetto anche il termine arcaico, ma io chiedo, il termine arcaico che cosa indica? Io so, perché l'ho cercato nel dizionario arcaico. Il suo significato semantico mi dice vecchio, antico, ma non mi dice niente di struttura o di modello architetturale. Ecco perché io vi chiedo, ma gli archeologi, quando dicono e insistono nel dire nuraghe arcaico rispetto alla Toloso, non mi stanno dicendo cosa mi stanno dicendo? Niente, perché la struttura non la stanno commentando. Il valore del termine proto-nuraghe è ben altro, è ben altro. Perché proto-nuraghe è costituito da due elementi proto, che vuol dire prima. Ho fatto lettere classiche e molti dei miei amici archeologi hanno fatto lettere classiche, eppure insistono nel dire arcaico. Infatti il termine rappresenta uno dei periodi più significativi dell'età nuragica, 1800-1600 a.C., in quanto è generatore dell'espressione primitiva del nuraghe. Non è che alla Toro ci sia arrivati così, come una folata di vento. È il simbolo dell'arte del costruire, perché l'arte del costruire l'avevano già sperimentata nel Calcolitico, con le muraglie. Abbiamo esempi, abbiamo pubblicato le fortificazioni del Crasto e tanti altri lavori nel Languedoc, nel Principato di Monaco, che riguarda appunto le strutture arcaiche di muratura a secco
ma che non producono ancora un protonuraghe. Ho già detto che il protonuraghe è completo solo di corridoio, celle laterali, spazi laterali, scala e piattaforma. Quindi il nuraghe è simbolo dell'arte di costruire, dove appunto la geometria, l'ingegneria con gli intuitivi progetti di base sono dovuti alla capacità edilizia, perché i nostri nuragici, prima di costruire, badavano in primis al territorio dove impiantare le basi, per scrivere una storia, cioè la storia scritta di pietra. Quindi possiamo testimoniare il motivo del prestigio e dell'abilità dei costruttori stessi, diventando essi stessi espressione di autorappresentazione. Io dico anche, anzi noi diciamo che senza la fase del proto-nuraghe, il nuraghe a Toro non sarebbe stato ideato e realizzato. Perché con il proto-nuraghe, che in sintesi, in due parole io definisco, è la ricerca dello spazio, per la verticalità che si raggiunge con i 2 e 3 piani dei toros. Ecco perché le terminologie greche proto e toros determinano meglio due paradigmi evolutivi e contigui, che a loro volta si ramificano nelle varianti strutturali, come gusto e stile identitario nuragico. Quindi proto più nuraghe, come nuraghe più tologhe, sono la vera simmetria fonetica piuttosto che altre terminologie fuorvianti e limitativo-strutturali, perché arcaico e pseudo-nuraghi non mi dicono quello che in effetti il nuraghe nelle sue origini presenta a tutti noi. Ora io chiedo, a chi usa ancora quel termine, quanti nuraghi ha visto? Quanti nuraghi ha visto e studiato? Ha riconosciuto un nuraghe arcaico? Sì, e allora me lo trasmetta, me lo dica, mi dica. Oppure no, non ho visto nuraghi arcaici. E allora questo è molto grave, perché non si può vedere solo con gli occhi, ma si deve vedere con la mente. Quale motivo ha spinto il costruttore a comporre quel monumento che si eleva in altezza, dando, anzi raggiungendo 2-3 piani e dando un aspetto meraviglioso di eleganza. Conosciamo il Sant'Antime, il Videola, tu, scopritore del territorio, scopritore appassionato della Sardegna, della civiltà nuragica, conosci il Biriola? Non ti dico dov'è, perché ci è uscita la lingua per arrivare a quel nuraghe con mio marito. E più vicino a noi, di Oristano, conosci Orgono? Credo di sì. Conosci un Boe? Credo di sì. Se non li hai visti, vai a vederli, cerca di capire. Ora io, personalmente, sottinteso anche Sebastiano, nei 2000 nuraghi e più che abbiamo già visto, ne scelgo solo tre, perché con 3 elementi, in quanto è la sintesi quella che a noi piace, il Suè di Norbello, il Frieroso di Mogorella, il Crasso di Vilarza, sono inseriti nella tipologia. Tipologia primo pieno, i nuragici non sapevano costruire, ecco gli abbandonamenti di riviera, ecco i tumuli pieni, poi abbiamo le strutture a cielo aperto e poi abbiamo a rampa. Loro cercano di salire in questo mucchio di pietra, ecco perché la rampa esterna avvolgente, interna diretta, che troviamo soprattutto a Santa Caterina, Macomer. Ecco il corridoio passante. Il Fontana Suey è corridoio passante. Il corridoio contenuto, il naviforme. Il naviforme, perché questo termine? È da noi ideato seguendo
il Ramisi, quando definisce le nau o navetas, che sono navetas o di abitazione o funerarie. Ecco, la nostra analisi conduce ad una situazione tipologica dove risalta il problema del sistema di copertura, che prima è a piatta banda, a lastroni orizzontali, e poi c'è il passo all'ogiva tronca, che vedremo appunto nel fieroso. Quindi dal corridoio passante al contenuto, al naviforme si arriva anche ad avere un fieroso con ambienti in successione oppure al crasto con camera singola. Vediamo un po' l'immagine della camera singola. Ebbene, i costruttori, con i primi tentativi quindi di innalzamento dei muri con la tecnica secco, che avevano già verificato con le muraglie, come ho detto, arrivano ad sperimentare che la debolezza statica dei paramenti. Pertanto, con l'evolversi della tecnica di costruzione bilanciata, sia nelle forme curve del piano di porra che altimetriche, riusciranno gradatamente, con una preparazione tecnica acquisita e migliorata, a raggiungere la verticalità, che poi sarà applicata nei nuraghi a terra. Quindi con il proto-nuraghe abbiamo il prima del dopo. Mi piace concludere in parte quando il professor Lillio, concludendo la discussione della mia tesi di laurea nel 71, mi diceva: signorina, nell'archeologia il trovamento di una ceramica non ci garantisce la verità, ma nell'architettura di un nuraghe la pietra è lì ed è così sistemata. Lei è riuscita a capire perché era così. Questa per me è stata una preziosa gratificazione e il suo elogio al mio lavoro di ricerca mi ha permesso di continuare. La sua prima citazione del termine proto-rurale, che come ho detto in Leo Schubert, è stata poi condivisa da altri maestri, Jean Arnal, Henri Guidet, Rosillon Bordeaux, Mascaro Casarioso, Cristobal Benir, Moravetti, Ugas, Tanda, Drucca, Usain, Stiglitz, Seris, De Palma, Paglietti, Morro, Ronchetti ed altri. Ora, i limiti di spazio e di tempo non mi permettono di evidenziare tanti altri aspetti dei protonuraghi e tantomeno di parlare dei parallelismi con i monumenti a corridoio del Mediterraneo e dell'Europa atlantica. Quindi per questo bisognerà attendere la prossima e imminente pubblicazione su questi argomenti affascinanti e copiosi. Per chi volesse documentarsi sui grandi monumenti del Mediterraneo atlantico, dovrà consultare il corpus dei monumenti megalitici del sud del Morbihan, i bollettini della Società Preistorica Francese, il MAT, Matériaux pour l'Histoire Primitive et Philosophie de l'Homme, il TRIA, Tetra-Section of the Royal Irish, il Déchelet, Manuel d'Archéologie, tomo I Academy, 1928, e poi il grande maestro tedesco, il Montelius, Der Orient and Europa, 1889. Io vorrei concludere riportando una citazione del professor Liliu che dice: il grande ideale di una cultura fa la storia.
ma l'immagine singolare e diversa arricchisce e varia il senso patrimonio culturale civile del passato mondo mediterraneo. Lo dice nel 1988, nella sua pubblicazione del 1988, pagina 20. Quindi, ringraziandovi tutti per quanto avete, per la pazienza che avete dedicato in questa ora mattutina ad ascoltarmi, e l'invito è per tutti coloro che appunto stanno ascoltando è ad essere attenti alle future ricerche e progetti a porta aperta. Da noi manca De Murtas e Ivan, quindi Sebastiano e Ivan, aperti a tutti, e quindi ti aspettiamo. Ringrazio ancora e ringrazio te già Mario per la grande opportunità che tu mi hai dato in questo momento. Quindi saluto gli amici archeologi che mi conoscono e anche quelli che non conosco, perché mi farebbe anche piacere avere un colloquio ormai a distanza. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, è stato bellissimo, non ti ho interrotto proprio, ti ho lasciato parlare. Allora, adesso se qualcuno vuole scrivere qualche domanda, abbiamo la dottoressa qua che è Diciamo. disponibile, a disposizione per rispondere. C'era qualche commento, adesso magari te ne leggo qualcuno così tu magari puoi rispondere. Allora, vediamo un po'. Allora, tanti complimenti logicamente da parte di tutti. Vediamo un po' se... allora, adesso vado a scorrere un po' quello che è stato detto, commentato, così te lo ripropongo. Vediamo un po'. Allora, qua per esempio Pierluigi scrive, mentre tu hai dato la definizione di protonuraghe, in quel momento lì Pierluigi ha commentato, allora Albuciu sarebbe un protonuraghe riguardo Sì, la sì, tecnica di costruzione. sì, 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 infatti è stato datato al 1200. Il professor Liliu ribadisce proprio, parlando dell'Albucio, che il protonuraghe è elementare nella sua costruzione fin dall'inizio, ma poi prosegue attardandosi. E l'Albucio è un esempio di questo momento cronologico. È proprio così. perché lui non Quindi, è, perché lui e non è quindi d'accordo, perché lui dice, mi risulta difficile da crederlo, la tecnica è ciclopica, c'è il corridoio, la scala, la piattaforma, ma è recente, non precede i nuraghi a torre. Ma no, è del 1200, è stato datato al 1200. L'interlocutore deve aggiornarsi sulla cronologia perché col professor Liliu non possiamo, cioè a lui non è che possiamo dire di no, perché è così. Quindi bisogna aggiornarsi. Eh. Allora, Allora, e qual è la sua opinione allora in merito? Qual è? allora, non lo so, glielo chiediamo, vediamo un po' se ti commenta qualcosa, poi te lo rigiro, vediamo un po', per esempio, allora. Per esempio, ti dico anche che Angela commenta in modo simile: per l'Albuciu, come il Maiori e l'Agnu, combatto contro questa definizione. Non sono protonuraghi, ma nuraghi a struttura mista, nei quali due tipi di Sì, nuraghi, a tolos e a corridoio, sono mediati. sì. Dunque erano ben assimilati. Sì, allora sì, rispondo all'Antona. Mi sono dimenticata nel percorso di esposizione di parlare dei nuraghi con sovrapposizione, con accostamento orizzontale e sovrapposizione verticale. I nuraghi da lei menzionati sono misti, ma questo non ci meraviglia perché abbiamo, non so se conosce Sulivera, se conosce il Biriola. È una formula mista, l'albuccio con corpo aggiunto. E, e quindi
Cioè non ho da obiettare, non ho da obiettare perché concordo con quello che dice. Ok, quindi concordi. Allora Allora, Alex dice, Alex come? infatti commenta, la struttura mista è ottenuta nello stesso contesto o con aggiunte successive? Ti fa una domanda. Beh, questo è un po' difficile da stabilire perché non si esclude una frattura tra il momento finale del protonuraghe e l'inizio della tolve. Non si esclude, però si capisce che se noi troviamo, come nel Biriolo, un protonuraghe con 36 metri di piattaforma e un nuraghe a Tolos sopra, beh, è chiaro che per logica, oppure su Livera, da questo si capisce che è inevitabile accettare che la Tolos è nata dopo, altrimenti Allora, l'avrebbero costruita insieme, ma non potevano. Hanno acquisito la capacità di elevare in altezza. Sono varie successioni. ok. Allora, Quindi, ti do il tempo di magari bere un goccio d'acqua, io mi guardo qua, invito tutti a farti delle domande se hanno delle curiosità, delle perplessità. C'è Carla, quindi se tu vuoi bere un goccio d'acqua, io nel frattempo ti leggo la domanda di Carla. E Carla dice, saluti alla dottoressa De Murtas, mi preme chiederle come colloca la presenza dichiarata nei nuraghi, compresi quelli arcaici, col pensiero sacro focalizzati nella presenza dei fiori nuragici a 6.0 8 petali. Ma qua non so se... no, non ho Allora, capito quello che mi ha chiesto. sì, allora, beni marcati non solo come... Allora, te la rileggo proprio esattamente come la dice lei, probabilmente non so se E chi è Carla? studia Scusa, archeologia. Carla chi? Allora, Carla Pinna ti chiede, allora, saluti alla dottoressa De Murtas, mi preme chiederle come colloca la presenza dichiarata nei nuraghi, compresi quelli arcaici col pensiero sacro, focalizzati nella presenza dei fiori nuragici a 6 o 8 petali, ben rimarcati non solo su ogni pietra che dice la sua, l'approccio quasi esclusivo nello studio della parte architettonica è molto lunga, ha scritto una cosa proprio... Allora, vediamo un po' se divulgare No, per non si tanti termini. capisce. Sì, ha fatto una cosa troppo lunga, Carla. Devi andare direttamente alla domanda più semplice. Perché lei poi ti arriva a dire Sì, sì, sì. divulgare pertanto con termini sostitutivi lo trovo dispersivo e deviante nel fatto primario attestato. Quindi lei si riferisce al fatto della parola proto. No, non si capisce, proprio è la linea. Ok, mi senti un po' così. Allora, poi ti fanno i complimenti, tantissime persone, Andrea, Pierluigi, vediamo un po'. Io scorro un po'. Allora, sono almeno i nuraghi a torre sono di almeno 3 secoli precedenti all'Albuccio, risalendo almeno al 1500. Pierluigi, riguardo La l'Albuccio, voce commenta 1200, l'ho così. detto. Poi vediamo un po'. Maurizio commenta: il vocabolo tolos non attiene all'edilizia nuragica, si dovrebbe abbandonare. Come sarebbe a dire non appartiene all'edilizia nuragica? Allora, Diciamo, eh, eh, ma la Toloso è stata applicata da sempre da tutti, poi pensare chi sia stato il primo, beh, questo non lo so, perché forse non si sa. Eh, Allora, ma che domanda è? Eh, ti sto leggendo un po' le domande che poi, siccome qua anche tra chi ci segue si fanno le risposte, no? Si fanno le domande e poi si rispondono. Io sì, sì, metto in mezzo qua sì. i loro commenti in modo da commentare anche noi. Se avete altre domande dirette proprio alla dottoressa qua, scrivetele così la giro direttamente a lei perché sono un po' di commenti. Allora, Ascolta vediamo un po'. Gianmario, chiedi a loro che cos'è che non hanno capito nel termine o nella Sì, sì, evoluzione infatti, strutturale. sì, infatti io quello, se avete delle Eh, domande, avete l'opportunità qua di avere la dottoressa, quindi se avete proprio una cosa sul proto-nuraghe, sul nuraghe arcaico, sul nuraghe a corridoio, insomma, capire di cosa stiamo
sto esattamente parlando nel pensiero della dottoressa, fate la domanda così. Allora, Che figo. domande non ne stanno arrivando, vediamo un po'. Allora, tu praticamente, io avevo un po' di domande, tu hai risposto tutto durante la tua relazione, quindi ti farei esattamente le stesse domande che tu hai risposto prima. Vediamo un po'. Se no, te le ho già fatte prima. Allora, vediamo un po' se qualcuno altro ha qualcosa da chiederti, se no hai parlato un bel po' di fila anche. Vediamo un po'. Allora, ecco qua. Dai, la Antona ti fa un commento, quindi magari... Antona scrive: attenzione, la datazione del 1200 dell'Albuccio riguarda un focolare degli strati superiori del Vano N, non la fondazione, quindi non contraddice il bellissimo discorso di Lucia. Quindi è concorde con te. Va bene, senti Gianmario. Senti Gianmario, scusa, dal momento che io penso che intanto i punti interrogativi per molti permangono, perché effettivamente bisogna andare molto nel territorio e vedere questi monumenti, queste strutture. Noi abbiamo trovato anche proto-nuraghi abbandonati, nel senso che cioè nuraghi in costruzione e abbandonati, perché non potevano i costruttori continuare avendo verificato la instabilità del terreno per quelle strutture, cioè i punti interrogativi ci sono. Allora ecco perché io chiedo, intanto non ho potuto spaziare nei parallelismi con i monumenti dei Talaiotto, le torri, perché non c'è tempo. Mi auguro che tu possa programmare in futuro un altro incontro culturale e poi vorrei parlare dei monumenti dell'Europa atlantica. In fondo è la mia tesi di laurea. E se Liliu, il professore allora, aveva scelto di darmi quell'argomento, aveva capito, perché poi me lo spiegò, di ricominciare il tutto dall'analisi del Frieroso, che era il monumento più particolare e al momento è l'unico che ci ha svolto assieme a mio marito l'enigma dell'arrivare alla ogiva tronca e poi dopo il futuro con gli altri monumenti alla Toros. Quindi l'interlocutore che ha detto che il termine Toros in effetti lo trova ingiustificato, non lo trova idoneo, e beh quello che cosa interessa? A noi non interessa. A noi non interessa, a noi interessa come erano messi i muri, come si elevavano. Dovete aspettare le nostre pubblicazioni perché ce n'è una in pubblicazione dove sarà spiegato tutto l'evolversi che dal corridoio passante si arriva al naviforme e poi alla Toros. Allora, guarda, ho Tutto due qua, cose da ringrazio leggerti. sempre. Aspetta, ho due cose da leggerti. Allora, Sì, Andrea dice, guarda, questa è bellissima. sì, Io ma non chi ho è questo Andrea? si chiama Andrea Chi è Loddo, questo poi non lo Andrea? so. Andrea Loddo, non so se lo Andrea conosci. Loddo. Sì, Andrea Loddo, il tipo sì, alto che fa sì, lo le conosci. raffigurazioni, allora già lo conosco. Sì, Ah, dimmi cosa visto? dice. Allora, lui dice, io non ho domande perché è stata chiarissima ed esaustiva. Generalmente Bravo. chiedo, con lei non chiedo. Con- Quindi sei Sono stata contenta, bravissima. sono contenta, digli che l'abbiamo sempre pensato, ma lui non si è fatto mai sentire e quindi le ricostruzioni sue noi le vediamo sempre in televisione, ma non nel vivo, perché ormai non ci possiamo neanche muovere. Guarda, ti dico un'anteprima, c'è una cosa che Sì. dobbiamo fare con lui, quindi E chissà che cioè, non ci... non te lo posso svelare adesso, però faremo una beh, cosa e chissà mai che lo incontrerai pure. Allora, però sì. non farmi dire di più, dai. No, no, Allora, no, va bene, saluterò molto, veramente, sì, sì, poi chiaramente. però c'è una domanda, aspetta, guarda, è una Sì, domanda semplice, semplicissima.
Maurizio chiede qual è il nuraghe più antico mai trovato? Il nuraghe antico mai provato, più antico. La struttura più antica, non te la Questa, Monte da Coddi, come struttura antica, che beh, però non è un protonuraghe, ma sì, ti dà l'avvio al protonuraghe. I Bruncumadu, ve l'abbiamo già detto. quelli che hai citato prima, sì. Sì. Poi c'è, Capito? guarda, allora Federico ti chiede, c'è un'altra domanda. Sì. Allora, Federico ti chiede, a me piacerebbe capire se i protonuraghi conosciuti presentino utilizzo di malte di allettamento rispetto ai No, nuraghi niente. classici. No, niente malta, niente nulla, è proprio l'incastro dei massi. Ecco dove sta la bravura della tecnica ciclopica. Ok, Hai capito? poi sì, tantissimi complimenti, anche per Luigi ti fa i complimenti, Andrea ti manda i baci, quindi Ma chi guarda. è Luigi? Ma chi è Luigi? Ma chi è Luigi? Dimmi il Allora, cognome. è Pierluigi Montalbano. Ah, Montalbano, il famoso Montalbano. Oh, ma io lo aspettavo, lo aspettavo. No, ma Ascolta, guarda, ma mi piacerebbe, lui mi segue sempre, ne sono vederlo, anche felice. perché io non lo conosco. Io ho avuto un'alunna che si chiamava Montalbano. Il babbo era Montalbano, ma proprio uno di Questo non lo, quelli, insomma. questo non lo No, non so lo se so, e potrebbe quindi non lo essere suo so. parente. Non lo so se Però sono della stessa Parenti. parenti, boh, io, non lo so. io mi auguro nel periodo estivo, se ci liberano, chissà che magari non ci si incontri, lo vedrai in qualche Sì, ma evento, ascoltami magari in una cosa, qualche Gianmario. mio evento. Ascolta, Gianmario. Mio marito lo Scusa, conosce. scusa Gianmario, mio marito lo conosce molto bene, però voglio chiedere a lui, Sì. chiediglielo tu, ma di tutto quello che io ho detto che lui ha ascoltato, cosa mi dice? In fin dei conti, mi dica due parole, in due parole. Gua- Sa fare una sintesi? Guarda, nel frattempo, quando tu hai citato Monte d'Accoddi, lui ti ha scritto sono perfettamente d'accordo. Ti ha detto Ah, va bravissimo. bene, Quindi, insomma, bravissimo. E quindi allora, ma lui adesso è d'accordo per chiamarlo protonuraghe? Perché si deve istruire molto sulle nostre questo non te tipologie. lo so dire, però ti fa allora, ci sono tanti bravi, sì, guarda, ti dice per Luigi bravissima, quindi dai, va bene così. Poi di Allora va persona bene, in qualche evento vi faccio incontrare, se riesco cercherò va di bene, farvi incontrare. va bene, Però c'è d'accordo. allora, c'è una domanda, o forse no, una domanda di Angela Antona, la dottoressa, Ancora. e ti chiede, potresti meglio, allora vediamo un po', potresti meglio il tuo pensiero, cosa ne pensi del rapporto fra protonuraghi e torri corse? Le torri corse sono in evoluzione, non sono ancora preparati perché si vede un approccio in una cella e basta, di un Cucuruzzo, inizio alle V cucuruzzo, ma è solo un approccio, appoggia quindi sulla croce che si appoggia sulla roccia come naturale, nel semicupola. una semicupola e basta. Quindi, insomma, è da chiarire, è da capire che la Sardegna è unica, unica. Il simbolo del simbolo nostro è il nuraghe. Ok, allora spero che per Angela hai risposto. Allora, Pierluigi ti scrive, ah guarda, ti risponde con una battuta e lui ti dice, io li chiamo con torre o senza torre. Ho capito, e beh, ma è molto generico, dai, con torre o senza torre. Non mi spieghi la struttura, devi essere più preciso perché io le sue pubblicazioni le conosco. Deve essere più preciso e poi deve citare. Se gli vanno bene i nostri pensieri, le nostre deduzioni architettoniche e strutturali, deve citare perché ci fa una bella figura. Perché scrivendo in anonimato, come fanno molti, che fanno bibliografie faraoniche, ma citando passimi non vuol dire nulla. Per tutti gli studiosi, dai. Ci mettiamo Allora, una vita. Io sto scrivendo un qualcosa in questa prossima pubblicazione
intitolata I miei maestri ed io, dove spiegherò esattamente tutto ciò che abbiamo imparato. Ecco perché invito, come ho fatto prima nell'ultimo momento, chi ha delle riflessioni, degli studi, si metta in contatto con Iva De Murtasa, perché lui è il mio segretario. Io scrivo a mano, io ho scritto a mano, ma Sì, lo lui so. è efficiente con la email che tutti sanno, demurtas.ivan@yahoo.it. Musicologo. Allora, guarda, c'è un'altra domanda. Jessica ti chiede, Chi è Jessica? Jessica Urru, poi non lo so, ma io non lo so Urru. chi sia, Jessica Urru? magari è una creola, non lo so. Dimmi. Lei ti chiede, volevo sapere quanto ancora la ricerca archeologica dipende dagli studi del professor Lilliu. Dagli studi? Del professor Lilliu. Beh, il professor Liliu è la base magistrale, poi sta a noi muoverci. Infatti l'ho spiegato, ecco perché ho spiegato la parte iniziale del mio percorso culturale. Se non ci muoviamo e non incontriamo gli altri preistorici, gli altri studiosi, ma con studi profondi, con scavo archeologico, con studio nelle biblioteche, non potremo mai arrivare a capire il confronto. Ok, Capito? allora c'è un'altra domanda. Federico Serra, adesso ti dico anche il cognome così Sì, magari li conosci. Federico Serra ti chiede, con torre concentrica o no? Potrebbe andare come definizione? torre concentrica o no? Che ti potrebbe andare come definizione, ti sta bene? Torre concentrica o no mi sta indicando la Tolos. Quindi può andar bene perché mi sta indicando la Tolos. Certo, se non vuole usare la Tolos come termine, torre concentrica. Però poi deve spiegare tutto il percorso che fa per arrivare alla Tolos. Eh, Ok, eh, va allora bene. qua ti ringraziano Sì, tutti. grazie, prego, Guarda, ti prego. dicono anche, guarda, io dico che la organizziamo un'altra diretta Sì, sull'argomento che mi hai detto tu. Qua Annalisa ti dice, Annalisa Imba, ti dice, oltretutto la dottoressa è molto simpatica. sì, grazie. Beh, sono riuscita a conquistare un Arnal, un Liliu, perché Liliu ci aveva visto bene quando mi diede quel titolo della tesi, una cosa impressionante. I monumenti dell'Europa, io mi sono dovuta leggere, non capivo niente dell'inglese, questo è il mio malopone, questo è il mio malopone, il mio malopone. Questa è la tua tesi, se non mi Del ricordo male, Mediterraneo, giusto? dell'Europa atlantica e del Mediterraneo, ed è l'Uraga Corridoio. È l'Uraga Corridoio. Lui era appassionato di ciò che si poteva apprendere da tutto ciò che era esterno alla Sardegna, perché il reflux movement di cui lui parla ci ha lasciato un'impronta che però i nostri nuragici hanno adattato alle nostre esigenze, cioè un tumulo funerario con una lunghezza estrema anche di 35 metri, per noi era troppo, per noi era troppo, quindi ciò che hanno appreso l'hanno adattato a quanto a noi serviva, quindi non serviva semmai fare un nuraghe alto 20 metri, 18 metri, ma non serviva una tomba dei giganti di 35 metri. Quindi il confronto è molto importante perché impari a crescere. Tutto qua. Esatto, sono d'accordo. Allora, guarda, eh, concludiamo qua. Allora, qua ti fanno sempre i complimenti. Grazie mille, grazie. Maurizio scrive: mi ha convinto. Eh, poi, guarda, chiudiamo con questa. L'Antona ti scrive: riguardo alla tua simpatia, verissimo, simpatica, competente e comunicativa. Grazie, insegna. grazie tanto. Beh, sono stata insegnante per 40 anni,
affrontando alunni molto terribili, ma io ho giocato con gli alunni, nel senso che gli ho fatto pubblicare il grande lavoro Musica e armonia nella lingua sarda, la civiltà nuragica e i bronzetti, l'abbigliamento e il dono del 2005, che è il presupposto per un grande progetto che presenterò a tutti i nostri amici archeologi, perché dico solo adesso una cosa sola: offre, perché testimonia di tutti questi che parteciperanno, l'ispirazione artistica per coloro che vivono ora e che vivranno in futuro, in quanto questa espressione io l'ho ripresa da Omero in un verso dell'Odissea, e per questa è la base classica. Grazie. Perfetto, guarda, questa cosa che hai detto piacerà tantissimo ad Andrea, che guarda, ha scritto adesso, quindi lo so già che ci rincontreremo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tanto. Vedremo un po' di organizzare, non so quando, il proseguio di questa intervista, conferenza, continuando il discorso su anche con Ivan, sì, anche con Ivan che ieri ha presentato il suo lavoro di ricerca sulle Redes e così via. Sì, va bene. Esatto. Cosa vuoi? Noi in famiglia siamo 3, marito, moglie e figlio, tutti e 3 per la cultura giusta e riconosciuta anche da parte degli altri, perché noi riconosciamo le opere degli altri e le apprezziamo. Ecco, tutto qua. E poi dico anche questo è bene che tutti lo sappiano. Insomma, nuraghi ce n'è per tutti, c'è bisogno di scannarsi, ce n'è per tutto, ognuno scriva quello che vuole, purché sia sensato. Questa è bellissima, guarda, questa è bellissima. Ti saluta anche, concludo qui, ti saluta Emina, guarda, l'ultima che ha scritto qua il messaggio è Emina, quindi io ringrazio tutti voi che siete stati qua questa mattina, lo so che l'orario non è insomma molto comodo, molti lavorano, sono molto impegnati, chi non è qua presente riguarderà la registrazione, perché la registrazione online, la guarderanno altri, sì. La guarderanno. Io ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo, ringrazio te in primis, grazie tante e buon continuo di giornata a tutti, grazie. Grazie tanto.